Un'escalation di minacce e violenze fino a ieri pomeriggio, quando ha aggredito l'ex moglie in piazza a Sernaglia. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza, grazie alla nuova legge sul femminicidio, un 36enne disoccupato di Farra di Soligo. Da tempo l'uomo perseguitava la moglie commessa in un bar che già in passato lo aveva denunciato. La coppia continuava però a restare in contatto per via dei figli. Anche davanti ai bambini lui le faceva violente scenate e la minacciava perché tornasse con lui. Aveva anche iniziato a pedinarla sul posto di lavoro col rischio di farla licenziare. In un episodio a casa l'aveva scaraventata giù dalle scale. La violenza negli ultimi giorni è aumentata. Ieri pomeriggio l'aggressione per strada a Sernaglia davanti agli occhi di un testimone che ha chiamato il 112. Abbiamo applicato la nuova legge sulla violenza in genere che prevede l'arresto obbligatorio per i casi di violenza negli ambiti familiari. Il tribunale ha stabilito per l'uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie. La nuova legge prevede che anche una terza persona possa denunciare questo genere di violenza, anche un vicino di casa. Per utilizzarla al meglio occorre però farla conoscere. Il 30 novembre è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto e aperta agli addetti ai lavori, ma così come a tutte le persone e anche agli studenti delle scuole superiori. Verrà svolta una conferenza parlando proprio delle potenzialità della nuova legge. È una legge molto articolata, ma al tempo stesso che offre delle grandi potenzialità, e questo sicuramente farà sì che la violenza in genere, se conosciuta, venga anche superata.